Credo che questa battuta d'arresto di scelta di correre da soli della Lega non sia produttiva per i loro iscritti, per i cittadini, per l'insieme della democrazia. Confrontiamoci sui programmi, sulle idee, sui nomi, però corriamo assieme. Prove tecniche di corteggiamento della Lega Nord? No, a sentire il coordinatore provinciale del PDL veneziano. Semplice constatazione dei fatti e una strategia per il futuro ritornare uniti. Amministrative 2012, 3 giorni dopo, si ragiona a mente fredda e il partito azzurro traccia un bilancio. C'è chi dopo l'urna anche nel partito è stato catastrofico, non così il numero 1 provinciale. Abbiamo confermato le nostre posizioni, dice Dalla Torre. In alcuni casi siamo anche cresciuti, ma è chiaro che la rottura dell'alleanza con la Lega non è passata inosservata. A Jesolo a farsi male è stata la Lega Nord, ma i dolori azzurri arrivano dalla Riviera del Brenta, dove la battaglia era già dura in partenza e la rottura ha lasciato il segno, come a Milano, ma soprattutto a Mira. Chi ha ceduto i voti è stata la Lega e questo ha permesso a Grillo di andare al ballottaggio avendo avuto l'esploit in quel comune. Qui, dove tra poco più di una settimana ci sarà il ballottaggio, il coordinatore detta la linea da seguire tra un candidato del centro-sinistra e un grillino. Noi lasceremo libertà agli elettori. Innegabile che il PDL in generale debba uscire dal pantano nel quale si è trovato spesso per incomunicabilità con la gente, continua Dalla Torre, ma quanto di buono c'è deve essere rafforzato e arriva anche la stoccata a chi nei giorni scorsi, dall'interno, ha parlato di un partito da commissariare. In molte realtà le spaccature sono dovute anche a ancora non, come si può dire, l'assemblaggio Forza Italia N non è riuscito molto bene per personalismi e per altri valori, credo che questo sia il salto da fare.